Buongiorno bellissimi, bentornati. Oggi facciamo un'altra esplorazione semplice, dovrebbe durare circa 3 orette e partiamo dal paesino di Puzzis in comune di Verzegnis. Ci sono tantissime storie e leggende su questa zona. Intanto iniziamo esplorando le cascate dell'Arzino, dobbiamo risalire il torrente. La storia più curiosa e probabilmente la più conosciuta di questa zona è quella sulle indemoniate di Verzegnis, un fatto realmente accaduto e attestato nel 1878. A quanto pare in quell'anno, in questo piccolo paese decine di donne sono impazzite tutte insieme contemporaneamente. Urlavano, si rotolavano per terra, avevano la schiuma alla bocca. La chiesa parlava di possessione demoniaca, la psichiatria parlava di follia collettiva, ma nessuna delle due era veramente convinta di ciò che diceva e non hanno saputo capire la causa di tutto ciò. Sicuramente qualcosa che non hanno preso in considerazione è il popolo del bosco. Non c'è assolutamente nessuno, purtroppo non vedo neanche Aganis e il torrente Arzino è piacevolissimo, oltre al suono anche proprio il fresco che sale dal torrente, nonostante siano già le 10 e dovrebbe fare caldissimo, si sta ancora molto bene. Che meraviglia! Come avrete notato ci sono molte svolte, molti pivi, ma in realtà tutti quanti portano nella stessa direzione. Basta continuare a seguire il torrente Arzino senza attraversarlo, ad esempio come qua,
ma restando sulla sua destra, che sia il sentiero più nascosto nel bosco, più magari un po' avventuroso, o che sia quello più semplice, entrambi vanno verso la Sella Chiampons, e quindi siamo giusti. Qui il sentiero lo create un po' voi! E mi raccomando, godetevelo, non dovete farlo per forza in 3 ore solo perché il sentiero dovrebbe essere per 3 ore. Prendete tutto il tempo che vi serve, fermatevi sul fiume, respirate, ascoltate il suono della natura, i profumi. Benissimo, abbiamo raggiunto il bivio che ci riporterà a Pozis e alla nostra macchina, e prima delle considerazioni finali e di una piccola chicca vi inviterei a mettere un mi piace, a condividere il video, a iscrivervi al canale e a dare un'occhiata al sito dove troverete questa esplorazione e tutte le altre. Lascerò il link in descrizione. Spero che vi piaccia e spero di vedervi tutti in Friuli. Considerazioni finali. Direi che il fatto di aver dedicato quasi 6 ore a questa esplorazione su una camminata che durerebbe 1 ora e mezza, 2 ore secondo i cartelli locali è un ottimo segno, vuol dire che è bellissima. Ci sono stati anche alcuni intoppi col drone eccetera, ma veramente bella, super consigliata. Se volete camminare e basta, magari la prendete come una passeggiata abbastanza semplice. Dove io sono rientrato sull'asfalto si può proseguire verso Sella Chiampons per allungare il percorso, però se avete la voglia di dedicare del tempo all'esplorazione vera e propria, quindi a fermarvi, guardare, cambiare sentiero, guardare la cascata, vivere questo ambiente, allora è meravigliosa. Una piccola chicca finale vi porta a vedere il museo creato dal cocco, l'ultimo vero abitante di Pozis. Beh, non capisco niente di moto, ma si sente tantissimo l'energia e la passione che c'è in questo piccolo museo. E non sono riuscito a presentarvi il cocco, che era super impegnato, quindi dovrete venire voi a conoscerlo di persona. E noi ci vediamo alla prossima esplorazione. Ciao bellissimi!